Una app per avere gli orari delle corriere sul telefono cellulare e per conoscere anticipi, ritardi e percorsi dei bus. È una delle richieste mosse dai partecipanti all'incontro di ieri sera a Moconesi. La soluzione è allo studio, anche se pare di difficile attuazione per la disomogeneità della copertura di rete tra costa ed entroterra. Tuttavia, hanno spiegato i vertici di ATP Esercizio, si sta già lavorando per l'avvio di una centrale operativa che migliori il livello di comunicazione nei confronti degli utenti. Confronto disteso e costruttivo dunque tra pendolari, rappresentanti del comitato sui disservizi in valle e amministratori locali. Oltre alla app è stata chiesta la revisione degli orari, ad esempio sulla linea 15, la verifica di incongruenze tra gli orari del sito e quelli marcati sulle paline in strada, la possibilità che ci sia qualcuno che in mancanza di informazioni dalla rete possa rispondere al telefono e dare notizie corrette. Il vicepresidente di ATP Esercizio, Carlo Malerba, ha spiegato che per la Fontana Buona sono stati messi in servizio due nuovi mezzi Van Hool da 10,5 metri, che sostituiscono dei mezzi di tipo Lander immatricolati nel 2010 ma considerati poco affidabili. Roberto Rolandelli, direttore operativo, ha aggiunto che entro la fine dell'anno sarà cambiato il 30% del parco mezzi di ATP, facendo crollare l'età media dei bus attuali. Inoltre, ha ricordato, è stata introdotta una nuova corsa sulla direttrice Fontanabuona-Chiavari e 4 nella direzione opposta. In poche settimane sono state sostituite 4 delle 6 corriere contestate. Infine, ATP sta valutando anche l'estensione del servizio a chiamata per le frazioni. Buone notizie dunque per i cittadini che riconoscono un piccolo passo avanti del servizio, sebbene per un miglioramento decisivo occorrerà attendere il 2019. Tra le altre richieste mosse, quella dell'apertura di un interscambio all'altezza di Bargagli, sulla quale è in corso una richiesta ad ANAS, e un maggiore impegno nella lotta all'evasione. Su quest'ultimo punto ATP ha precisato che i controlli sono già stati incrementati e che si sta sperimentando il sistema dei tornelli.